Oggi tempo grigio, molto grigio, da pioggia proprio, si sta preparando per giornate di pioggia, di brutto, di freddo. Hanno messo neve a 2300 metri, significa poco più alto di quella montagna, quindi aiuto. Allora, qui ho preparato le tavole che metterò dietro la cesta della legna. E intanto metterò queste. E in realtà la mia idea sarebbe comprare o recuperare da qualche parte un tavolone unico, cioè due tavoloni, uno per la parete e uno per l'altro, alti 1,50 m. Questi non sono tanto alti, ma per il momento bastano. E intanto preparo questi. Non ho altro al momento. Lui è mangiato. Io sto un attimo qua con l'uccellino che canta. Devo fare colazione. Un dramma perché mi sono dimenticata di preparare il porridge. E voi direte, potresti fartelo al momento caldo? Sì, però non c'avevo voglia di sporcare ancora roba. E oggi è un lunedì, una tristezza sto lunedì, sono già le 9 di mattina. Biscottino, caffè e latte. Questa sarà la mia colazione di oggi. Un po' triste, sono abituata al porridge, ma mi sono... Poi ieri sera mi ero ricordata a una certa ora e poi basta. Di nuovo svanito nel nulla il pensiero. Dimenticata di nuovo. Vabbè, poi devo sistemare un po' qua la cucina. Ho sempre roba da lavare, sempre pieno. Potrei mettere i lavastoviglie, ci avete ragione. Ci avete ragione e quasi quasi lo farò, perché non ha senso andare a lavare a mano. Potrei mettere i lavastoviglie. Poi devo mettermi d'accordo con mio zio per andare a fare il cambio intestatario della SIM, perché online non si può fare. Ho cercato sul sito della Vodafone e c'è scritto proprio che bisogna recarsi in un negozio. E allora mi tocca andare per forza. Volevo evitare questa trafila di muovermi da casa e andare per forza in un negozio, ma no, non si può fare. Non si può fare. Adesso ha stretto un po' di più la presa. Prima non aveva neanche le unghie. Mimì, cosa vuoi fare? Oh, guerra, guerra. Pippo si è urtato. Adesso gioca col suo pezzo di carta. Lo porta in giro per tutta la casa quel pezzo di carta. Prima stavamo cenando. Era qui che giocava da solo. A un certo punto ha preso quel pezzo di carta e l'ha portato di là, in cucina. L'ha mollato per terra e è andato a mangiare. Voi due? No. Ehi, voi due? Voi due? È un pezzo di carta. Ma per un pezzo di carta fate tutte queste storie? Così è. Non andate a comprare giochi ai gatti, non servono. Bastano i pezzi di carta. Peppe, ti ha lasciato il giochino. Adesso puoi giocare tu. Ma adesso non ti interessa più. Vero? Non ti interessa più? No.
No, ma avete visto la neve stamattina? Adesso il pelmo è tutto coperto, per cui non si vede niente. Avete visto che nevaccia brutta? No, a tanti piace la neve, a me no. Ho messo le tendine, finalmente le tendine autunnali. Quelle con questi colori, sono proprio autunnali queste qua. Hanno fili che vagano, ma non importano, guardate. Poi ho fatto il divano autunnale, senza le cucce dei gatti, chiaramente, vabbè. Comunque, lasciamo perdere, ma mi tocca fare così, se no dormono sul divano e devo sempre pulire. E qui anche ho fatto un po' autunno, a parte la tovaglia stropicciata. Questa richiama il cuscino, o il cuscino richiama questa, come volete. I soliti cuscini, lì ho messo il marrone e qui e sulla panca ho messo i due uguali con lo scoiattolo, e sulle sedie ho messo questi che richiamano quello lì. Sì, quello lì sul divano è un po' un'aggiunta, perché di solito, madonna scusate la ripresa mossa, di solito non metto 3 cuscini, ne ho 2 i soliti e basta. Però boh, mi andava di mettere un terzo cuscino, ecco. E l'altra fodera uguale con le volpi l'ho messa di là in camera dove sto a computer, che per il momento continuo a stare a computer, ma non so ancora per quanto, perché dipende da quanto freddo arriva. Comunque, essendoci la neve sulla montagna, vediamo, no, non si vede, poco poco. Essendoci la neve, mi sa che stasera sarà bello fresco. 11-12, si sente, sì, si sente. Adesso non mi aspettavo neanche il sole, per cui ho fatto andare la lavatrice. Non pensavo facesse sole oggi, pensavo piovesse tutto il giorno. Invece quando mi alzo e mi aspetto la pioggia e trovo il sole, bellissimo, cioè non c'è cosa più bella. I fiori qua devo ancora toglierli, ma devo aspettare una giornata veramente bella, ma proprio le classiche giornate autunnali. Ecco, tolgo tutti i fiori finti e sostituisco con quelli più autunnali, meno colorati. Adesso mi sto facendo un caffè latte, il porridge l'ho già mangiato, però mi sto facendo questo. Adesso l'ho scaldato anche troppo il latte, mi sa. E fuori ho messo i tappeti a asciugare, perché ieri sera veramente ha fatto un temporale, sembrava un temporale estivo, ma dei tuoni che tremavano perfino i vetri. Una bella burrascata, per quello è arrivata la neve. E quindi fuori si è bagnato tutto. I tappeti erano bagnati. Fortunatamente la cuccia di Bue non si è bagnata e lui è rimasto tranquillo là la notte, perché io ho una tecnica adesso: il tavolino nuovo lo sposto e lo metto davanti alla cuccia di Bue, così protegge un po' Bue e non fa arrivare l'acqua a lui, poverino. Lui si sente un po' più al sicuro, ha comunque le sue vie di fuga, però sopra di lui, non proprio sopra, comunque ha il tavolino che protegge, no? E infatti l'ha protetto anche dalla pioggia. Ha funzionato la mia idea. Cioè, in realtà io non ho comprato il tavolino per quello, però poi avendolo ho detto, beh, e se lo utilizzo per quando piove, quando fa brutto tempo, per proteggere Bue, così non si bagna? E infatti ha funzionato questa cosa, infatti Bue era perfettamente asciutto oggi, la cuccia anche, e quindi ho tolto i tappeti, li ho messi al sole, perché proprio tutto bagnato. Ho asciugato un po' il tavolino, perché l'acqua era arrivata fino a lì, e boh, poi anche di fuori dovrò cambiare i fiori, tutte le cose, sì, dovrò un po' decorare un po' in mood autunnale, ma al momento sono ferma. Vi avevo lasciati dicendovi che sarei dovuta andare con mio zio a fare il cambio intestazione della SIM. Ok, siamo andati il giorno stesso, il giorno dopo non mi ricordo, comunque siamo stati in un negozio dove c'è anche Vodafone. Purtroppo l'unico centro autorizzato per fare questo lavoro non è qua, è parecchio distante. Cioè, vedete, l'abitare in montagna è così, se hai bisogno di qualcosa, devi muoverti ma chilometri, chilometri, chilometri. Adesso vi dico quanto è distante. Percorso più veloce, 82 chilometri.
Cioè, l'unico centro Vodafone autorizzato a fare il cambio di stazione della SIM è a 82 km da qua. Cioè, vi pare normale? Eppure qua ci sono dei centri dove hanno Vodafone, ma non sono autorizzati a fare questo lavoro qua. Vabbè. Comunque, io lo voglio fare più che altro perché voglio mantenere lo stesso numero e voglio comunque essere libera di poter cambiare operatore quando voglio. Se la SIM non è a nome mio, mi viene difficile perché mi servono i documenti dell'altra persona. In alcuni casi serve anche lo SPID e quindi non posso farlo, c'è una scocciatura enorme. Per quello la voglio mettere a mio nome e poi eventualmente cambiare operatore. Avevo aperto un ticket con Vodafone per questa velocità ridotta. Alla fine hanno elaborato il tutto e mi hanno riaumentato la velocità. L'hanno riaumentata, forse non è ai livelli di prima, non importa, ma adesso riesco a navigare. Non caricherò più video con la Vodafone, non farò più quell'errore, perché sennò i dati se ne vanno, soprattutto quando c'è poca rete consuma un botto. Tra batterie, tra dati ne consuma tantissimi, perché poi magari perde la linea, il caricamento si interrompe, poi riprende o riprende da zero addirittura, per cui ci sta che ci sia un consumo di dati eccessivo e quindi appunto non farò più i caricamenti dei video con la Vodafone, ma navigherò normalmente, non farò più niente. La cosa della SIM non è risolta, però andare fino a Feltre per fare solo questo discorso qua, bisogna andare giù quando si ha qualcos'altro da fare, perché veramente è un viaggio e andare solo per una SIM mi sembra assurdo. Quindi al momento la tengo così. Internet di casa, anche quello comunque è da tanto che mi lamento che è molto lento, ma perché noi abbiamo una connessione molto vecchia e non l'abbiamo mai cambiata, sì una volta, perché era ancora più lenta una volta. Poi abbiamo fatto un upgrade perché l'ho chiesto io, anzi loro gratuitamente dovrebbero fartelo perché cioè loro ci guadagnano in sostanza, sempre. Vabbè, comunque ho chiesto di avere un po' più connessione, più velocità. Purtroppo con questo operatore che abbiamo noi la fibra non c'è e mi risulta molto strano perché la fibra c'è con tutti qua, in questa casa, c'è con tutti, ma con questo operatore no. Vabbè, non voglio entrare in questo discorso. Con un altro operatore invece c'era la fibra, ma cosa mi ha frenata dal cambiare operatore per internet di casa? Il fatto che comunque devo dare una disdetta e devo pagare dei soldi, ecco, e poi il materiale tipo la parabola, tutta la strumentazione qua non è nostra, loro te la danno e tu ne usufruisci, poi se te ne vai devi ridarla indietro. Quindi tutta questa roba qua a spese nostre bisogna spedirla alla sede. E io solo al pensiero di dover fare questi lavori qua ho detto no. Provo a chiedere se c'è una possibilità di avere una connessione un po' più veloce rispetto a quella che abbiamo e mi accontento. E infatti ce n'è una, non è tanto veloce, non è la fibra, ma piuttosto di averla così come adesso è meglio così, meglio avere un pochino di più. E quindi anche questo lavoro qua lo sto mandando avanti, adesso devo far firmare le carte a Franz perché ha a nome suo il contratto di internet e devo fargli firmare le carte e devo spedirle via posta perché essendo a nome di Franz non posso fare tutto online tramite PEC perché lui non ha lo SPID, non ha la PEC, non ha niente di tutto ciò, la firma digitale, non ha niente. E invece io ho tutto, ma non posso farle a nome mio. Queste cose burocratiche sono assurde. Perdi tanto di quel tempo. Basterebbe poco, no? Ti devono far fare il giro del globo per arrivare allo scopo. Cioè, ciao. Mao, sì, esatto. Adesso aspetto che finisca la lavatrice, stendo perché c'è ancora il sole, è bellissimo, sono proprio contenta. Quindi stendo e poi dovrei fare dei lavori in camera. Dovrei fare dei lavori in camera, ma non lo so. Non ho tanta voglia in realtà.
Oh, sono fortunata, è riuscito il sole perché se no la roba stesa col cavolo che si asciuga. Comunque è riuscito il sole. Va molto a momenti perché ci sono sti nuvoloni. Però forse sono fortunata e si asciuga anche alla biancheria. Spero perché ne ho altra da lavare, tutti i vestiti nostri. Ho rimesso i tappeti che erano asciutti. E lui è là. Dove devi andare tu? Non credo. No, 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 non credo. No, no. No, no, non è vero. No. Vado a vedere che mi sa che la lavatrice è finita. Pepe. No, non devi uscire. Non puoi uscire. Assolutamente. Eh? No, non puoi uscire. No. Guarda che c'è Pippi. Ciao, hai mangiato tu? Sì, tu hai fatto il pieno di crocchi. Eh? Pippo? Non c'è niente per terra. No, ti ho detto. No. Non devi uscire. No. No. Non è vero. E Bu è di fuori comunque. Non è lì.